Delfina Fasano. Vieni un po' qui, Delfina. Grazie. Eccola qua, Delfina. Ben arrivata. Sono molto contento che tu sia qui. Ma questa canzone è stata veramente per voi un cavallo di battaglia, Sì, poi, è no? stata, infatti il giorno dopo che era uscita questa canzone, la stampa è venuta fuori in prima pagina dicendo gli operai della Fiat vanno alla Fiat cantando Aveva un bavero. Quindi Ed è stata, ma mi è ricordo che anche a me aveva colpito molto, perché era stato curiosissima, curiosissimo. pur essendo una canzone faccilotta, Sì, eccetera, però aveva... per quello Ma che ha l'avete avuto. scelta voi o come al solito ve l'avevano data e dovevate cantarla insieme alle altre? No, noi l'abbiamo cantata, ma assieme a... Beh, Oh, beh, ne sì, avevate ne abbiamo diverse fatte... quell'anno Noi praticamente. al primo festival mi pare ne ha fatte 12 o 13. Addirittura, una Sì, cosa di non questo capivamo genere. più niente. E poi negli altri festival sono Ma sempre ve arrivati... l'avevano chiesta però di cantarla, cioè non l'avete scelta voi, non avete No, detto non ci no, piacerebbe tanto fare quella scegliere, canzone. scegliere. No, semmai se ci piacevano ce lo toglievano. Come sempre. Quindi Sì, vedo Ma che quando non è cambiato mai? niente, perché Nilla dice, anche tu fai così, imponi a noi cantanti di cantare Certo. le canzoni. E a noi sei abituata, Nilla. Appunto, è Da giusto. tutta la vita. Ma è giusto. Ma uno di questi giorni do io qualche Senti, banderella in testa. Delfina, volevo dirti questa cosa. E, tra l'altro, voi quando... Che atmosfera c'era quando siete saliti i primi anni del festival? L'atmosfera che primo. trovate? Pensa che noi poi abbiamo avuto il caso, Eh? abbiamo fatto la prima canzone del primo festival di Sanremo. E già perché era Sorrentinella. Sì. Sorrentinella di... Non mi ricordo poi più neanche io scritto chi Grazia faceva dei il- Fiori, lo Sì. stesso autore. Conci, no, Di Grazia dei Seracini. Fiori, Panzeri, Seracini che era, Di sì. Seracini. Quindi avevamo una paura nera proprio, guarda, da morire di paura Sì, per entrare, per entrare in così. scena, che noi non sapevamo poi che questo festival sarebbe poi stato così importante, perché è venuto nel frattempo, è venuto importante. Certo, perché all'inizio E il neanche ve lo primo, immaginavate. diciamo, perché siamo andati qua, che noi eravamo abituati a fare le nostre trasmissioni dalla RAI. Eravate molto bene. È vero che vi davano soltanto 3.000 lire al giorno? A noi 5.000. 5.000 perché eravate delle vedette all'anima, eravate ricche. Grazie, Delfina, parliamo dopo, andiamo avanti. Adesso ci ascoltiamo e voi vi ripeto dalle case, vi ho visto che cantavate questa canzone ed è veramente che bei ricordi arrivano sull'onda. Poi aveva un bavero, ripeto, chissà perché, una di quelle che è rimasta di più nella memoria proprio di tu, ce n'erano tante altre belle, però quella si è proprio bellissime. Sempre staccata. rimasta. Sì, Questa è sì. proprio arrivata. L'hai cantata anche tu, l'hai incisa? Ma voi che non l'abbia inciso, voi Ti che non l'abbia cantata. pareva che la Pizzi non l'avesse fatto. Angela, grazie. Perché sai perché? Perché adesso arriviamo a vedere un filmato che ti riguarda molto da vicino. Ci sei tu e Dina, sì, siete insieme. Senti, ma è vero che i vostri nomi sono Secondina e Terzina? Era una bugia questa, perché Sì, girava questa cosa sì, qui, ma- che eravate... avevo E io ho detto, sbagliato ma tante cose su di noi. proprio hanno detto delle cose allucinanti. Qui lo chiariamo una volta per Io mi chiamo tutte. Delfina e i bisnonni, no? Cioè bisnonne, nonne, cugine, eccetera. Il nome Delfina si trasmette Sì. da sempre. E poi, invece Invece Dina viene da Secondina, che anche lì c'era il nome di mia nonna, che era Secondina. Però Dina non ha mai voluto farsi chiamare Secondina. sì, perché preferiva un nome più moderno. Più corto, insomma. più moderno, poi Secondina è proprio brutto, insomma, diciamo. Però era Dina e Delfina. Senti, il mio è rimasto la leggenda dice, ed è questo che vorrei che tu chiarissi, la leggenda dice che a un certo punto il maestro Prato aveva chiesto a Norma Bruni di formare un terzetto tipo il trio Lescano e dice devi cercare due compagne che possano cantare con te e fare questa cosa. E Norma Bruni, che aveva questa bella voce profonda, eccetera, vi ha preso, cioè vi ha contattato, eccetera. Qual è la realtà invece della storia? C'è questa. Mia madre aveva un negozio, una libreria in via Po, Sì, proprio a angolo Torino. a Torino, proprio angolo via San Massimo, vicinissimo alla RAI. Noi andavamo su e giù andando a scuola, andando a casa, eccetera, passavamo sempre via Po. E ci ha viste. Sì, Noi avevamo 15 anni. sì. Ci ha viste, avevamo ancora le treccine. eravamo Norma così. questo? Eh? Norma Bruni. No, questo. ci ha vista il maestro Maestro Prato in persona. Ci ha vista il maestro Prato. Non ci ha interpellate. Noi eravamo proprio, come dico, Proprio piccole ancora. piccole, proprio piccole. Poi a 15 Non anni una avevamo- volta erano come i 12, i 10 di adesso. 10 da adesso, forse neanche. Guarda che bella quella fotografia lì. Sì, siete voi due. Sì. Esatto. E ci ha fermate
No, la Bruni ci ha fermate dicendoci al maestro Prato che vorrebbe sapere se voi cantate qualcosa. Non abbiamo mai cantato, insomma, comunque ha detto a mio Ma padre. neanche la passione avevate di cantare no, qui? avevamo una passione enorme e a noi piacevano molto le Lescane. Sì. E infatti una canzone che abbiamo poi cantato, Sì. niente, l'unica che abbiamo cantato perché era l'unica che sapevamo bene, era una canzone del trio Lescano che era Pippo non lo sa. Ma Sì. Pippo non lo sa, la canzone ha una linea melodica, Sì. invece il trio Lescano ne faceva un'altra, che era E Pippo Pippo non lo sa. Faceva tutto una cosa, certo. Ecco, non so se ti ricordi. Noi ricordavamo questo. Sì. Quando Prato ci ha chiesto di cantare una canzone, noi abbiamo cantato questo, all'unisono, chiaramente. Esatto, perché non in avevate duo, ancora ecco. l'esperienza per Non poter fare le sapevamo, due certo. voci, eccetera. Però abbiamo cantato questo. E lui è rimasto strabiliato, perché a noi non era rimasta in mente la canzone normale. A noi era rimasta tutte e due. La variazione del trio la Lescano. variazione del trio Lescano. Allora ci ha fatto subito, niente, fatto arrivare il direttore della radio, il maestro Petralia, il maestro... Ma giura, quindi chissà per voi cosa sia stato vedere arrivare allora... a piangere come due matti. Ma giura! Sì. A piangere addirittura. A piangere, L'emozione a era tale che... Sì, non l'emozione, la paura. La paura che ci prendessero in giro, la paura Noi siamo sempre state due timidissime. E neanche il nostro lavoro non ci ha fatto perdere questa timidezza. D'altra parte, come quasi tutti i gemelli, siamo dei timidi. I gemelli sono molto timidi, perché vivono fra di loro, non hanno un contatto esterno. E quindi, così timide, abbiamo visto tutta sta gente, ci siamo messi a piangere come viti tagliate, e allora siamo tutti lì a carezzarci. Ad consolarvi. Il risultato che poi... Il risultato ci hanno ammesso immediatamente alla scuola della radio. Perché allora c'era una scuola all'interno della radio. Scuola, questo negli anni 40. Sì. Ecco. E quindi siamo andati subito in questa scuola. E poi è arrivata la guerra però. Ed era durante la guerra. Sì. Poi hanno bombardato la sede RAI, EIAR. Allora noi abbiamo continuato la vostra vita se normale. Andavamo a Bologna o a Montecatini, dove era poi. Noi non siamo andate perché mio padre e mia madre non ci hanno lasciato andare. Beh, eravate troppo piccole. Eravamo allora, troppo piccole e poi niente, volevamo continuare gli studi. Finita la guerra, dopo varie vicissitudini che è inutile che racconti, avevamo bisogno di lavorare e non trovavamo niente perché tutto allora era molto difficile riprendere la vita che doveva riprendere. Allora ci siamo ricordate di Prato. Sì. E siamo andate da Prato e gli abbiamo detto, raccontato la vostra vita, la nostra storia. E lui ha capito immediatamente che noi avevamo bisogno di lavorare. Mi ricordo che portava sempre gli occhiali qui. Sì? Guardava da lì sopra perché era presbite probabilmente. Allora quando ci ha visto entrare, con questi occhiali così, oh, se ve sì. Siete qui? Siete qui. Quindi è stato come ritrovarlo, dopo tanti anni, tante storie che erano capitate, brutte, eccetera, ritrovarlo come allora. E siamo ritornati con lui, fatto subito, abbiamo messo su un repertorio di 5-6 canzoni, siamo entrati nella sua orchestrina, che aveva un'orchestrina fatta di orchestrali bravissimi della RAI, e abbiamo incominciato a cantare così. Oh, che meraviglia! Ma è una storia quasi da favola, è bellissima. La continuiamo un po' più avanti perché adesso vi voglio vedere quando ormai siete diventate famose, avete cominciato a cantare, c'è un pezzettino molto carino, una trasmissione che si chiamava 5 voci per l'orchestra Angelini. Quando voi ti ricordi, l'abbiamo già visto una volta, quando cantate come si chiama? I sogni sono così, i ricordi sono così. I ricordi sono così, che è molto bella. Il duo Fasano, i ricordi sono così, c'è anche la Tilla e Angelini. Grazie Di. Becchino. Per me i ricordi sono così, qualche lettera ed un fiore, una rosa che... Hai visto l'orchestra Angelini? Chi c'era? Chi ti ricordi? Bergamasco il trombone basso, sì. Ciccio la batteria e Casasco al contrabbasso, eccetera. E tutti questi, insomma, devo dire un bel gruppetto, Casasco al contrabbasso, sta raccontando, Ciccio alla batteria, si ricorda tutti, insomma, sono come quando si vedono i vecchi compagni di scuola. Noi adesso però ci vediamo qualche secondo.